siamo? Possiamo iniziare. Buonasera a tutti, sono Guido Portoghese, sono il capo di gabinetto dell'industria. L'assessore Emanuele Cani oggi non è potuto venire, però vi saluta e quindi vi porto i suoi saluti. Diciamo che siamo contenti di riniziare con queste iniziative in presenza nei territori. Abbiamo iniziato nei giorni scorsi con Ghilarza e Ozieri. Oggi a Cagliari stamattina si è svolta la sessione dedicata alle amministrazioni comunali, agli enti terzi. È stata molto partecipata, abbiamo avuto anche attraverso il sistema web 148 collegamenti, quindi insomma riprende un'attività che era ferma da tanto tempo, quindi siamo contenti che si riprenda. Questi incontri hanno lo scopo di divulgare gli aggiornamenti normativi e presentare le nuove funzionalità del sistema. Fondamentalmente quello che insomma, a cui si mira è rendere sempre più accessibile, facilmente intuibile, come si dice, user friendly, lo strumento. Il SUAPE della Regione Sardegna è un'eccellenza a livello nazionale. Diciamo che i numeri dicono che a livello nazionale è una delle piattaforme più efficienti. Pensiamo che a livello regionale tutti i 377 comuni sono collegati al SUAP, cosa che più unica che rara a livello nazionale, che comunque stiamo parlando di 195 sportelli registrati, che gli enti terzi registrati, lo stesso anche questo a livello nazionale è comunque un numero importante, sono 2700. Gli operatori su app di enti terzi sono circa 6000, che le categorie di adempimenti gestiti sono oltre 300, quindi stiamo parlando di numeri veramente importanti. Questi numeri sono anche, li ritroviamo anche negli accessi e nelle pratiche gestite, perché stiamo parlando di 1.600.000 pratiche all'anno, con picchi di oltre 10.000 accessi al giorno, un numero complessivo di pratiche gestite dal sistema di 940.000. Quindi stiamo parlando veramente di uno strumento importante e anche a livello nazionale tra i più virtuosi. Tra le attività che svolge il SUAPE ci sono anche quelle sui tavoli nazionali. Anche qui devo dire che il gruppo di lavoro si è distinto per aver ottenuto dei risultati molto importanti. Uno diciamo è quello legato alla ZES unica, no? All'introduzione di una nuova piattaforma nazionale su cui da poter utilizzare per le pratiche. Gli utenti quando è stata introdotta questa piattaforma e hanno provato a utilizzare questa piattaforma, hanno chiesto subito di poter rientrare nella piattaforma SUAPE, perché è ben più efficiente di quella nazionale. Quindi diciamo aver anche ottenuto il fatto che in Sardegna ci sia il doppio binario, cioè la possibilità di continuare ad utilizzare lo sportello SUAPE in alternativa a quello della ZES unica, è un risultato molto importante. Poi sono tante le attività che riguardano anche il recepimento delle normative nazionali e anche la collaborazione che si sta avendo per le specifiche AGID legate alla gestione documentale, alla conservazione digitale dei dati e alla sicurezza informatica. Un passo ulteriore che stiamo portando avanti, insomma, dovrebbe concludersi nel 2025, è quella dell'adesione anche al sistema informatico nazionale, degli sportelli unici, quindi la possibilità che anche la piattaforma SUAPE Sardegna entri nel sistema unico nazionale. Tra questi sviluppi che verranno illustrati dopo dai tecnici, c'è quello anche dell'introduzione del pagamento online con PagoPA, c'è la gestione degli endoprocedimenti e un miglioramento dei prestampati, insomma, per quella
questione che dicevo prima, di renderlo sempre più facilmente comprensibile all'utente. Quindi insomma io vi auguro buon lavoro, noi puntiamo molto sulla partecipazione e il coinvolgimento, quindi questi momenti sono momenti importanti. Il lavoro del gruppo dei tecnici che lavora al SWAP non si conclude semplicemente con queste iniziative, ma è un canale di comunicazione e di coinvolgimento continuo che può avvenire attraverso gli strumenti dei suggerimenti, della raccolta dei suggerimenti spontanei, attraverso la piattaforma del questionario o attraverso anche semplice mail di comunicazione. Quindi vi invito anche i tanti che sono collegati comunque ad utilizzare anche questi strumenti più avanti, insomma, nel corso del tempo. Poi le altre iniziative di questo tipo in presenza verranno sicuramente replicate quando sarà utile comunicare nuovi aggiornamenti, nuovi upgrade del sistema. Grazie a tutti. Allora, io lascio spazio a voi. Grazie. Allora, io mi sposto qui e tu vieni qua. Sono accesi. Lo governi? Vabbè. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Annalisa Avis, appunto all'interno dell'assessorato all'industria c'è un servizio di semplificazione e io all'interno del servizio di semplificazione io coordino appunto il settore che si occupa dei swap e del coordinamento regionale. Quali sono le nostre competenze, quali sono i nostri compiti? Noi non abbiamo una competenza per materia e non istruiamo le pratiche, però li coordiniamo, diamo le direttive, stiamo attenti che venga applicata, garantiamo la corretta applicazione della legge regionale 24 del 2016, che è la legge proprio che ha unito lo sportello unico attività produttive e lo sportello unico edilizia formando il SWAP, per cui appunto abbiamo scritto le direttive, le modifiche, andiamo a gestire la piattaforma, sentiamo gli enti terzi, facciamo circolari applicative, aggiorniamo la modulistica e cerchiamo di fare in modo che tutto il sistema regga, perché è un sistema dove veramente è importantissima la rete, è importantissimo il collegamento con gli ordini professionali, è importantissimo il collegamento con gli enti competenti per materia e con gli sportelli unici, per cui noi offriamo anche tutto un sistema di assistenza a tutte le parti coinvolte, che verrà descritto anche con i numeri successivamente appunto dalla collega. Quindi diciamo non un compito di sostituzione né di autorità, ma quasi di autorevolezza, nel senso che siamo, sentiamo e cerchiamo di intervenire ogni volta. Dicevo, partecipiamo ai tavoli regionali, infatti ogni volta che c'è una nuova normativa, per esempio i riconoscimenti comunitari stanno cambiando, sta cambiando la competenza, per esempio è entrata in vigore la normativa sull'enoturismo, piuttosto che tutte le nuove direttive sulle strutture alberghiere o comunque le strutture ricettive extraalberghiere. Noi ci coordiniamo con gli assessorati competenti per materia per aggiornare ogni volta la modulistica, aggiornare il sistema, eventualmente uscire anche con le direttive. Ovviamente da soli non possiamo far niente perché non abbiamo la competenza per materia, però l'unione porta poi a far sì che la piattaforma sia costantemente aggiornata e così come gli interventi. Oltre la piattaforma
Allora, quando erano state emanate le direttive, accanto alle direttive era stato emanato un allegato che era la tabella dei regimi, cioè regime per regime, ossia normativa per normativa. Voi sapete che il procedimento unico è costituito da tanti, molte volte, titoli abilitativi. Faccio un esempio: l'autorizzazione paesaggistica, piuttosto che il permesso di costruire, piuttosto che gli altri vincoli che ci possano essere. Ecco, in questa tabella, piuttosto che tutto ciò che è relativo alle attività produttive che abbiamo, normative emesse nel 2024 come regi decreti, quindi procedimento per procedimento in questa tabella viene la norma di riferimento, veniva riferita il regime, l'ente competente e anche la tipologia di procedimento, cioè se quel procedimento va a 0 giorni, a 30 giorni o in conferenza di servizi. Tutte queste cose le abbiamo tenute aggiornate nella piattaforma, per cui inserendo la pratica voi trovate che l'iter vi viene suggerito, trovate sempre la modulistica aggiornata, ma la tabella è rimasta ferma al 2019. È obiettivo appunto dell'ufficio, poi della giunta, insomma, aggiornare questa tabella in modo che sia un vademecum indipendente comunque dalla piattaforma, anche se in piattaforma, appunto, ripeto, abbiamo continuato negli anni a tenerla sempre aggiornata. Abbiamo continuato a tenere aggiornato il sistema tramite lo sviluppo di nuove funzionalità. Oggi siamo qui anche per proprio presentare le funzionalità dell'ultimo rilascio, e abbiamo tenuto aggiornata tutta la manutenzione evolutiva, perché appunto in parte il capo di gabinetto ha espresso i numeri, altri numeri verranno presentati dalla collega, ma tenete presente che è un sistema in costante crescita e quindi è assolutamente necessaria la manutenzione evolutiva, ed è necessaria anche la continuità operativa, perché il sistema è sempre su, tranne i casi in cui noi facciamo aggiornamenti, in cui cerchiamo di fare dei piccoli blocchi programmati, proprio perché non è possibile aggiornare il sistema mentre online, almeno molte volte non è possibile. Delle piccole cose le facciamo anche a sistema in piedi, però noi aggiorniamo in continuazione e pubblichiamo quando è necessario che il sistema si fermi. Cerchiamo di pubblicarlo con un preavviso, e cerchiamo anche di farlo magari il venerdì pomeriggio, quando è un po' diciamo meno impattante per tutti. Ed è importante, questi sono importanti anche dal punto di vista della sicurezza. Per darvi un'idea, sono stati fatti negli ultimi 3 anni circa 650 modifiche tra moduli, interventi, proprio perché la normativa è in continua evoluzione, è comunque necessario intervenire in continuazione anche nelle configurazioni varie. È stato non a cuor leggero, si è dovuto eliminare le pratiche bozza. Noi ci portavamo una... lo so. No, ce ne rendiamo conto. Abbiamo cercato in ogni modo, innanzitutto non l'abbiamo davvero fatto a cuor leggero. Abbiamo pubblicato la news, abbiamo messo in tutte le scrivanie, è stato fatto un articolo nel giornale, abbiamo messo il box in alto, abbiamo avvisato tutti gli ordini professionali e abbiamo chiesto che venissero informati tutti. Le posso dare le note, il protocollo della nota che è stata mandata a tutti gli ordini. Infatti certi ordini ci hanno detto noi... Che ordine è? Guardi, il collegio di Oristano
a Ghilarza, ci ha chiesto che venissero dati anche i crediti, ci siamo sentiti col collegio di Oristano e ha detto che avevano comunicato assolutamente nell'incontro di Ghilarza. Comunque io le posso dare il protocollo della nota che è stata... Allora, non recriminiamo, però io se vuole le do il protocollo della nota e le do la nota. Forse non è arrivato niente, lo dico da consigliere, forse può essere un consiglio della segreteria, se siete così gentili controlliamo. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Da noi in particolare non so perché abbiamo due indirizzi PEC, uno sta andando a morire, forse È possibile, allora aggiorniamo, controlliamo, no, a parte gli scherzi, controlliamo, anche noi abbiamo un gruppo, cioè come si dice, una mailing list, comunque un gruppo dentro il Siver dove parte a tutti, poi la verità, il controllo di ricezione nelle cose della PEC non l'abbiamo fatto, però le è arrivata comunicazione dall'ordine di in questo incontro? O come l'ha saputo? Allora l'indirizzario è corretto perché parte no, nella stessa nota no, però lo stesso indirizzo. Cioè noi utilizziamo abbiamo un programma di protocollo che si chiama SIBAR, dentro cui c'è una lista di comunicazioni dove che noi non inseriamo comunque al di là di tutto, poi spiegheremo sì. Allora, una cosa che dicevamo sul partecipato da questi incontri è venuto fuori proprio per questa problematica che probabilmente, infatti è nostra intenzione farlo, una funzionalità che ci siamo resi conto che mancava era quella di salvare le pratiche in bozza, ed è emersa una cosa che ci siamo segnati perché si possa scaricare nel proprio computer, in modo che se anche per qualche motivo dovessero essere cancellate, almeno vengono salvate nel proprio hard disk. Comunque davvero è complesso avvisare tutti, cioè molte volte c'era il banner ogni volta che su quello allora ci sono dei sistemi che vi spiegheremo che possono andare a sanare questo problema. Ci sono ed esistono, poi ve le spieghiamo appunto con le nuove funzionalità, però c'erano veramente 69.000 pratiche che il sistema si stava scaricando, oltre il fatto che c'erano pratiche vecchie che si portavano dietro degli anacronismi, delle configurazioni che andavano a generare molti errori e che con i nuovi rilasci non erano proprio compatibili. La cosa che vi chiediamo è: cercate di leggere gli avvisi che vengono messi, perché comunque c'erano da molto, c'erano nella scrivania, c'erano nel banner. Per noi è difficile, proprio abbiamo pensato di mandare le note all'ordine, abbiamo pensato di mettere l'avviso in alto, mettere la news su Sardegna Impresa, c'era un trafiletto sull'Unione Sarda. Anche quando durante tutte le segnalazioni telefoniche, quando chiamavate, avvisavamo che c'era questo pericolo. Abbiamo cercato di fare il possibile. Evidentemente non è stato sufficiente, quindi saremo ancora più attenti. E soprattutto ogni suggerimento per come arrivare a tutti è sempre ben accetto. Allora, potremmo fare, allora sa qual è il problema? Il problema è no, non si può fare attualmente, però uno dei grossi problemi per farci un indirizzario, magari eccetera, è sempre un discorso di privacy, che noi non siamo nemmeno titolari del dato. Comunque magari nella prossima piattaforma potremmo prevedere qualcosa. Tenga conto che mentre gli operatori pubblici sono registrati, voi accedete tramite il codice fiscale, non abbiamo una lista di tutti coloro che sono entrati, perché accedete tramite lo SPID. Cioè l'operatore pubblico è accreditato nel sistema, voi no, voi siete collegati al vostro codice fiscale, al vostro SPID, sì, come qualunque cittadino.
Allora, come dicevamo prima, nella prossima, a breve sarà possibile il pagamento di diritti tramite la piattaforma. Allora, questa è un'esigenza molto forte, una delle telefonate che riceve di più la nostra assistenza telefonica centrale. Non riusciamo a trovare i diritti, quanto costa la pratica in questo comune piuttosto che quell'altra, è impossibile. Allora abbiamo cercato adesso, con la prossima funzionalità ci collegheremo a Pagopia regionale e i vari comuni e anche enti terzi vari potranno accreditarsi al Pagopia regionale, se non lo sono ancora, e definire i diritti e fare in modo che siano pagabili direttamente tramite la piattaforma. Scusi? Pagabili dipende se avete delega, cioè li deve pagare il titolare della pratica. Il titolare della pratica ha sempre accesso alla pratica, perché nel momento. No, ascolti, direttamente tutti quelli cioè il titolare ha accesso alla pratica. Sì, ma a prescindere da quello non è che c'è un obbligo di pagare. Allora, la cosa importante è che nel flusso di compilazione della pratica troverete quanto bisogna pagare e la possibilità o di pagare direttamente o di scaricare l'avviso, che può essere pagato tramite vari canali. Poi chi lo deve pagare? Paghi i diritti swap, cioè la pratica, cioè i costi sono estinti, oppure il comune può chiedere altri costi aggiuntivi. Ma allora esiste. Sì. E poi deve pagare i diritti dell'urbanistica. Ascolti, la competenza è nel regolamento comunale dei diritti. C'è un regolamento che stabilisce queste cose. Cioè qui parliamo di swap, quindi non penso che il comune abbia un regolamento collegato al swap. Se parliamo di piattaforma swap deve essere. Allora, se non c'è un regolamento, no, a noi non va niente. Vanno ai comuni che istruiscono la pratica. Il comune è competente per materia nello stabilire tramite il regolamento del Consiglio. Se non c'è regolamento non ci sono diritti. Uno. Due, può stabilire diritti per quello che riguarda i diritti del procedimento unico swap, come ci possono essere per il titolo edilizio, come possono esistere per i vigili del fuoco, come possono esistere per l'ASL. La nostra intenzione è di cercare di fare in modo che il numero, l'informazione ci sia e sia possibile farlo da sistema per il numero maggiore. Non c'è l'obbligo, ok? Non c'è l'obbligo, però non c'era nemmeno l'obbligo di stare dentro la piattaforma, e ci sono tutti i comuni dal 2011, cioè noi faremo un'attività di sollecito in modo da avere comunque l'informazione e la possibilità. Non siamo noi che mettiamo i diritti. Poi avevamo anche pensato, l'abbiamo fatto in passato, proprio a quello di uniformarli, però lì siamo in competenza comunale, durissima, non possiamo, non so cosa, se magari ci sia la volontà di provare a mettere un tetto massimo. Ci sono comuni che non, per esempio, se non sto sbagliando, ma non credo, il comune di Cagliari non ha diritti swap, ha solo diritti dell'ufficio tecnico, cioè è proprio libertà loro. Noi è autonomia, è proprio difficile anche omogenizzare, perché sono le casse del comune, noi non abbiamo nessun potere però sicuramente possiamo rendergli la vita più facile nel momento in cui li mettono, oppure anche sapere che non ci sono, anche quella è una grande informazione. Anziché andare a cercare nei vari siti eccetera. Quindi quello che potrà essere fatto, se vorrà essere fatto, è anche generare un unico pagamento di tutti i diritti che ci sono, pagarli uno per uno, pagarli a distanza, oppure generare un unico pagamento e pagarli tutti insieme. Dica. Il pagamento nella piattaforma sarà un obbligo o un'opzione? Un'opzione. Perché ci sono tante amministrazioni che non sono all'interno del Pagopia Sardegna. Certo. No, però sarà, allora, da parte nostra
cercheremo di incentivare, cioè sicuramente sarà un volano per i pagoti via Sardegna il fatto che la piattaforma si agganci, perché anche per l'amministrazione utilizzare questi sistemi di pagamento per la riconciliazione poi è utilissimo, perché sennò vanno in giro questi sospesi che devono essere collegati a quel pagamento, quindi ha il suo vantaggio, la sua semplificazione dietro il bilancio. Sì, ma poi l'ente ha tutto l'interesse a rendere trasparente, perché tutti i pagamenti che gli arrivano in automatico sono tutte richieste di integrazione in meno che devono fare dopo. Quindi voglio dire, anche loro hanno tutto l'interesse a usufruire di questa funzionalità per rendere chiaro e trasparente un'informazione che altrimenti devono richiedere inseguendo dopo. Ok, allora cosa faremo noi per la piattaforma di qui a breve? Intanto ci sono delle nuove normative tecniche a livello nazionale, cui si devono conformare tutte le piattaforme che gestiscono pratiche swap. E quindi ci sono 9 piattaforme regionali e svariate piattaforme comunali nel resto d'Italia. In Sardegna tutti i comuni sono dentro la piattaforma regionale e poi una piattaforma nazionale proprio per garantire l'interoperabilità con i vari enti terzi eccetera. Dobbiamo tutti adeguarci a queste nuove specifiche tecniche, quindi durante quest'anno lavoreremo per appunto adeguarci tramite dei finanziamenti PNRR a queste specifiche tecniche. Manderemo comunque avanti la manutenzione evolutiva. Al termine di quest'anno si prevede che faremo un'evoluzione tramite intervento POR della piattaforma, cioè una riscrittura, perché ogni tot anni è necessario rivedere le tecnologie e anche per scrivere nuove funzionalità se ne possono sempre aggiungere, però se si pensano dal principio è meglio. Quindi durante quest'anno è nostra intenzione recepire tutte le nuove esigenze che nel frattempo, nel corso degli anni, ci sono state, in modo da progettare la prossima con le esigenze che emergeranno, ovviamente senza stravolgimenti. Nostra intenzione è tenere tutto il più uniforme possibile, creare meno sconvolgimenti possibili, però anche adeguarci, come stiamo sempre cercando di fare, alle novità, insomma al mondo che tecnologicamente va avanti e a quelle esigenze che vengono fuori dal territorio. Uno dei motivi anche di questi incontri è proprio quello di ascoltare e sentire cosa possiamo fare, in cosa abbiamo sbagliato e dove possiamo andare. Passo la parola alla collega. Puoi rimanere là? Anche l'applauso. Sì. Potevo stare, vero? Vabbè. Questo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io invece sono Gloria Loi e lavoro per SFIRS. SFIRS è la finanziaria regionale che in questo contesto da anni ormai offre un supporto al coordinamento regionale SWAP nella semplificazione amministrativa, nella gestione del portale Sardegna Impresa, che adesso vedremo un attimo, in varie attività, ma soprattutto nel supporto amministrativo, nell'help desk amministrativo, che è insomma quel numero di telefono che sicuramente a cui vi rivolgete per avere assistenza. C'è qua il collega Massimo Puggioni che poi dopo illustrerà puntualmente tutte queste nuove modifiche introdotte con l'ultimo rilascio della piattaforma. Il portale Sardegna Impresa è di fatto un portale tematico, il portale tematico della regione per tutti quanti vogliono fare impresa in Sardegna. È un portale importante, ormai ben conosciuto, vedremo i dati di utilizzo, e all'interno ed è dal portale Sardegna Impresa che accediamo la maggior parte di noi per entrare nella sezione sportello unico e quindi alla piattaforma SWAPE.
tantissimi visitatori giornalieri, 1500 giornaliere, 5800 pagine visitate, ma molto ancora più importanti sono gli accessi alla piattaforma, che ci sono 1.600.000 di media accessi, con picchi di 10.000 accessi al giorno, e le pratiche, mi stai seguendo tu, bravo, grazie, perché io mi viene da cambiare qua. Le pratiche sono presentate, sono 84.000 con picchi di oltre 500 pratiche al giorno. Tutto questo chiaramente, oltre alla vulnerabilità che ha già illustrato la collega, che ci preme, per cui ci preme tenere la piattaforma sempre aggiornata, è un patrimonio di dati incredibile, un volume e anche una valenza veramente strategica. Non tutti hanno notato che da qualche tempo, sempre nel portale Sardegna Impresa, abbiamo pubblicato alcune estrazioni di dati disponibili chiaramente per tutti in modalità con dati anonimi, open data, però dai quali tutti i numeri del swap, e da questa sezione è possibile fare delle estrazioni e quindi vedere anche con riferimenti territoriali o per settore, estrarre poi su XML e su Excel i dati che possono essere elaborati per degli studi di settore, per capire la vocazione di un territorio. Quindi sicuramente è una funzionalità che può avere un interesse per voi o per le amministrazioni o per finalità di studio. Ok, la pagina del supporto è sempre all'interno del portale, e qui trovate tanti strumenti utili che vi possono aiutare, oltre ai contatti che poi ci sono lì sulla destra, e poi ci sarà una slide apposita. Sfirsi in questo cerca di facilitare il più possibile l'utilizzo della piattaforma attraverso vari strumenti, sicuramente le domande frequenti che sono tante, che implementiamo noi quando capiamo che una problematica ci viene sollevata più volte nell'arco del tempo, a volte anche su vostra sollecitazione, perché può essere comodo anche per mostrare al cliente oppure per interloquire con l'amministrazione che una determinata interpretazione sulla corretta applicazione del procedimento unico sia messa per iscritto, in modo che è lì e tutti la possono vedere. Quindi se vi serve, vedete che qualche domanda frequente non c'è, ce la segnalate e noi siamo pronti a implementarla. Andiamo sui quesiti, ecco, sempre da quella pagina precedente, poi potete, oppure dalla vostra pagina dopo che vi siete autenticati, trovate la funzionalità dei quesiti, che è molto usata, e si vedete che insomma i numeri sono sicuramente elevati, sono 13.000 da luglio i quesiti, e con un tasso di risposta del 90% entro il successivo giorno lavorativo. Cerchiamo di essere quanto più celeri possibili, perché sappiamo che poi se ci fate una domanda avete il vostro cliente spesso che sta aspettando, vi pretende una risposta, quindi cerchiamo di rispondere in fretta. È vero che la competenza a rispondere, cioè che noi possiamo rispondere nell'ambito della competenza normativa del coordinamento, e quindi su tutto ciò che è normativa di settore non possiamo spingerci. Molte volte vi rispondiamo in tal senso, ma proprio perché non è competenza nostra, però cerchiamo quanto possibile di dare un riscontro, un indirizzo su cosa sarebbe meglio fare. Ancora abbiamo la funzionalità delle segnalazioni, che questo è un sistema di ticket che attiviamo noi ogni qualvolta che riceviamo una telefonata, e come vedete insomma i numeri sono alti, sono 104.000. Nella slide precedente vedevamo anche che mentre il numero dei quesiti amministrativi è abbastanza costante, diminuiscono progressivamente tutte le richieste i quesiti sulla piattaforma dal punto di vista informatico. E questo è sicuramente un lato positivo, perché intanto tutti abbiamo acquisito maggiore familiarità nell'utilizzo della piattaforma, e sicuramente anche la piattaforma è un po' più stabile e più familiare a tutti. Prego. A livello informativo, ma la riduzione dei quesiti di tipo informatico sono dovuti a una maggior scolarizzazione di chi usa la piattaforma, o avete risolto dei problemi che magari prima
Entrambe le cose, come dicevo, sì, entrambe le cose, perché da un lato tutti abbiamo più familiarità, dall'altra la piattaforma con continue evoluzioni, continue modifiche, aggiornamenti, anche proprio davvero grazie alle vostre segnalazioni, ai vostri suggerimenti, ha risolto tante problematiche. Esatto, per la firma, l'aggiornamento di Java, quale versione di Java, adesso insomma è tutto un po' più stabile, più solido. Perché è interessante anche su come, diciamo, poi possiamo anche Indirizzare. anche magari con informatica anche di base, perché senza nessuna vergogna adesso non tutti insomma hanno le capacità oppure Certo, le informazioni che servono per affrontare questi sistemi, perché insomma l'utenza è sicuramente variegata, va dal ragazzino all'ultra sessantenne come sono io, quindi sì, sì, senz'altro, sì, sì, grazie. Le segnalazioni, quindi qua vi riporto i numeri del contatto, di contatto telefonico per il supporto amministrativo 070 606 2677 e invece il supporto informatico viene offerto dal raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce l'appalto della piattaforma, che è formato da Maggioli, ICOF e Synapsis. Quello è il numero 0783 192 1340. La mail è ind.coordinamento.suap, ma nella pagina del supporto la trovate. Come dicevo, continuiamo a implementare le domande frequenti e soprattutto anche i tasti di help, per cui a volte ci viene a noi sembra chiaro ciò che vogliamo che venga inserito in un determinato campo e del che chiaro non è, quindi se non è chiaro qualcosa segnalatecelo. Facciamo sempre l'esempio del titolo, che quando noi chiediamo titolo di un quesito molti lo intendono come per noi era l'oggetto, per molti è il titolo professionale, se sono un ingegnere o un geometra, quindi cerchiamo adesso banalmente però anche di aiutare nella compilazione dei campi. Se c'è qualche campo che è dubbio, che magari anche l'operatore SWAP vorrebbe un altro dato rispetto a quello che voi ogni volta mettete, ce lo segnalate, così noi possiamo implementare i tasti di help. E poi continuiamo a popolare sempre anche le parole chiave, che sono quei sinonimi che vengono inseriti nel box di ricerca, che aiutano a individuare l'intervento, perché non è facile individuare l'intervento, e quindi abbiamo implementato questa funzione per cui inserendo una parola di linguaggio comune, adesso per l'esercizio di vicinato, chi deve avviare un'attività commerciale non andrebbe mai a cercare un esercizio di vicinato, però se uno mette negozio trova tutti i sinonimi, e anche insomma ci sono i sinonimi anche per le attività edilizie, quindi però se ve ne dovessero mancare ce li segnalate, in modo che poi sia più semplice quando dovete fare quell'intervento trovarlo inserendo quelle parole chiave. Forse sì, io avrei terminato, quindi grazie e passo la parola all'ingegner Puggioni, che adesso entra nel vivo di tutte le nuove funzionalità, e vedrete appunto che c'è una soluzione alla mancata possibilità di duplicare le pratiche pregresse, perché quelle prima del 14 ottobre, perché la funzionalità è rimasta. Molti erano allarmati e pensavano che l'avessimo eliminata. No, si può, però per le pratiche fatte successivamente, ma soprattutto c'è una nuova funzionalità che aiuta e forse migliora anche la vostra esigenza, la risposta alla vostra esigenza. Ok, allora ancora buonasera. Adesso entriamo più nel merito e facciamo una carrellata di quelle che sono le novità che sono state introdotte soprattutto con l'ultimo rilascio, e anche qualcosina che era stata magari introdotta in precedenza velocemente, ma giusto perché è utile che tutti sappiamo che certe funzionalità il sistema le prevede. Allora, la funzionalità più rilevante che è stata introdotta con il rilascio dello scorso 14 ottobre è una serie di funzionalità, da un lato di tipo informativo e dall'altro che poi si traducono in automatismi informatici sul flusso di gestione del procedimento, che sono mirati e hanno quindi l'obiettivo di favorire il più possibile
l'uniformità nella gestione delle pratiche da parte dei SUAPE e degli enti terzi. Perché una delle criticità che ci vengono più spesso segnalate sin dagli albori, diciamo, dei SUAP e poi dei SUAPE è la disomogeneità nel territorio, dove abbiamo alcuni sportelli più veloci e più come dire pronti e più efficienti anche nella gestione dei procedimenti, a fronte di altri che come dire, oltre a fare ritardo gestiscono le pratiche in maniera più confusa e anche più, cioè a volte con veri e propri errori, perché da un lato è anche vero che soprattutto nel, come dire, nel tessuto amministrativo dei vari enti territoriali in Sardegna, dove ci sono tantissimi piccoli comuni dove non sono riusciti, diciamo, ad associarsi in uno sportello a livello associato territoriale, abbiamo degli addetti di enti piccoli o piccolissimi che accanto al SUAPE si occupano di un'altra marea di incombenze, che possono andare dall'anagrafe ai tributi alla polizia locale a di tutto e di più, e che quindi hanno poco tempo e poca possibilità di specializzarsi, e che gioco forza quando vanno a gestire questi procedimenti poi lo fanno in modo confuso e a volte anche un po' inventando. Quindi l'obiettivo che c'è dietro quello che stiamo andando a vedere è quello di cercare di dargli un aiuto a gestirlo in maniera corretta e conseguentemente a favorire una corretta e celere gestione e anche un controllo da parte ovviamente di chi sta dall'altra parte, ovvero del cittadino e del professionista che lo assiste. Nella schermata degli endoprocedimenti dal 14 ottobre trovate tutta una serie di attributi associati ad ogni endoprocedimento. Vi spiego cosa c'è dietro. Ora, sinché la pratica è, diciamo, a 0 giorni o a 30 giorni, va in autocertificazione, c'è meno utile comprendere questo dettaglio. Però noi sappiamo intanto che già da qualche anno è stata introdotta la funzionalità per il suggerimento automatico della tipologia di ITER. Al valle del processo di compilazione della modulistica il sistema ci dice questa cosa deve andare a 0 giorni, a 30 giorni, in conferenze e via dicendo. Allora, al di là della, voglio dire, fisiologica non precisione al 100%, nel senso che ci potrebbero essere dei casi in realtà abbastanza rari in cui il suggerimento non è attendibile, però abbiamo visto che è una cosa che funziona bene. Quello che non era visibile fino ad oggi era tutto quello che c'era dietro questo automatismo, nel senso che il sistema mi suggerisce un tipo di ITER sulla base di tutti quelli che sono gli endoprocedimenti collegati a quella pratica, sulla base delle risposte che abbiamo selezionato nel flusso di compilazione della pratica. Quando noi andiamo in conferenza di servizi, all'interno di quel procedimento ci sono degli enti che sono tenuti a esprimersi e che quindi devono mandare un parere, e degli enti che non sono tenuti a esprimersi e che devono solo compiere delle verifiche sulle autocertificazioni. Questo è importante perché molte volte nella errata gestione dei procedimenti ci siamo trovati di fronte a SUAPE che stavano lì ad aspettare la risposta da parte di soggetti che in realtà non dovevano rispondere. Allora, per questo una delle informazioni che viene riportata oggi sulla schermata endo è il tipo di ITER associato ad ogni endoprocedimento. Nel caso dell'esempio di questa ipotetica pratica che stiamo vedendo nella slide, noi abbiamo 3 endoprocedimenti, di cui vedete 2 seguono l'autocertificazione a 0 giorni e quindi sono soggetti non tenuti a esprimersi, da cui non dobbiamo aspettare un parere, mentre il terzo è un soggetto tenuto a esprimersi perché il suo endoprocedimento è in conferenza dei servizi. Questo che cosa vuol dire? Che se quello che abbiamo indicato, cioè che abbiamo individuato come endoprocedimento in conferenza dei servizi, ha trasmesso il parere anche dopo 5-10 giorni, ipoteticamente dall'indizione della conferenza, il SUAPE deve chiudere subito, non deve aspettare pareri dagli altri 2, perché quelli non sono tenuti a esprimersi. E quindi è inutile che stiamo lì ad aspettare la scadenza della conferenza dei servizi per aspettare pareri che non devono essere espressi.
Ed inoltre negli endoprocedimenti in conferenza di servizi trovate degli attributi. Trovate indicato il termine per l'espressione dei pareri, che normalmente è di 30 giorni, ma per esempio per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria è elevato a 55 e in alcuni altri casi che fanno eccezione può arrivare fino a 90 giorni. Siccome il SUAPE deve indire la conferenza di servizi dando un termine che è il più grande tra i valori associati ai diversi endoprocedimenti, prima veramente succedeva che inventavano, e per cui trovavamo conferenze convocate a 30 giorni quando dovevano essere a 55 o a 90 e conferenze convocate magari a 90 che dovevano essere a 30. Adesso questa informazione è riportata su questa schermata e quindi sia i SUAPE che gli altri enti che voi potete controllare che il SUAPE stia ovviamente agendo correttamente e abbia applicato il termine giusto. Oltretutto qui la slide non ve l'ho riportata, l'ho fatta vedere stamattina ovviamente agli operatori. Non solo il sistema ci dà questa informazione, ma quando il SUAPE va a indire la conferenza di servizi gli suggerisce in automatico le date calcolate su un algoritmo che tiene in considerazione appunto questo dato. Dopodiché mi riporta altre due informazioni. L'applicabilità del silenzio assenso in conferenza di servizi è ex articolo 20 della 241. La differenza qual è? Il silenzio assenso in conferenza significa che in caso di mancata espressione del parere relativo a quell'endoprocedimento, il SUAPE deve considerare acquisito quell'assenso. Dove troviamo sì, come in questo caso, vuol dire che se quell'ente non si esprime, il SUAPE deve considerare acquisito l'assenso e chiudere il procedimento. Se troviamo no, invece deve aspettarlo. L'altra colonna sul silenzio assenso ex articolo 20 della 241 vuol dire se è più sottile, cioè il primo è un silenzio assenso tra amministrazioni e il SUAPE che deve considerare acquisito l'assenso dell'altro ente. L'altra colonna invece è il silenzio assenso che si forma nei confronti del cittadino che ha presentato la pratica in caso di mancato rilascio del provvedimento unico da parte del SUAPE. Uno dei principali problemi, cioè il silenzio assenso è uno strumento fortissimo che è previsto dal legislatore per ovviare all'inerzia della pubblica amministrazione, perché dice nel caso in cui l'ente non abbia risposto entro i termini di legge si considera rilasciato un provvedimento favorevole. Uno dei più grandi talloni d'Achille del silenzio assenso è l'incertezza, perché non è chiaro quando è che si può applicare e quando no, e quindi difficilmente il cittadino si assume la responsabilità di realizzare l'intervento per silenzio assenso perché non sa, uno, se si applica o no il silenzio assenso e due, quando. Ed ecco perché a valle di questo, salto poi ci torno indietro, a valle di questo oggi il sistema sulla schermata dati generali nel menu pratica ci dà due informazioni in più che sono rilevanti ovviamente soprattutto nei procedimenti in conferenza di servizi. Una è la data finale di conclusione del procedimento, entro quale data il SUAPE deve rilasciare il provvedimento, e due, se si può applicare o no il silenzio assenso in caso di mancata risposta. Per cui se voi vedete quella spunta applicabilità silenzio assenso checcata, sapete che se il SUAPE non risponde entro, in questo caso il 18 dicembre del 2024, il 18 dicembre il provvedimento si forma per silenzio assenso. Se non è flaggato vuol dire che il silenzio assenso non si forma. Il sistema è in automatico, sì, sulla base di quegli attributi che abbiamo visto, che sono riportati quindi sulla schermata Endo e anche sull'albero degli interventi. Questo è il file che si può scaricare dalle pagine del supporto, che per chi non lo conoscesse insomma suggerisco di scaricarlo perché è sicuramente uno strumento utile, vi fa tutto l'elenco degli interventi che sono mappati anche per capire quale intervento selezionare a seconda di quello che dobbiamo andare a realizzare, e ci dice anche quali moduli vengono associati e tutto l'elenco degli endoprocedimenti con queste specifiche qua. È sicuramente una funzione che dà un'informazione, ripeto, che serve perché i SUAPE gestiscano il procedimento in maniera più corretta e conseguentemente poi ovviamente l'obiettivo è sempre quello di favorire
il cittadino che c'è dietro quell'istanza e la gestione di questo procedimento. Ecco, questo no, pensavo non ci fosse, invece c'è anche qui la slide dove il sistema, questo è il lato operatore su Ape, quando va a indire la conferenza dei servizi gli suggerisce in automatico le date di quella conferenza dei servizi per fare in modo da minimizzare l'errore e, come dire, ridurre la fantasia di chi non sapendo bene come fare faceva, diciamo, esatto, e sbaglia. Ma questi non sono quelle della mattina? Infatti. Vabbè, salto quello dove non devo saltare, dai. Ok. Lo mandate a Stefania. Ma non... Vabbè, non importa, salto io. Va bene, no. Salto quelle che non... Sì, esatto, la mattina abbiamo l'incontro di tutti con gli operatori, ovviamente per ovvie ragioni ci sono una parte che saltiamo perché a voi non interessa la funzionalità diretta all'operatore. Quello che però può interessarvi di questo è che abbiamo implementato sempre in applicazione di queste ulteriori funzionalità che abbiamo introdotto un sistema per cui nelle letterine, nei prestampati delle lettere che il SUAP invia per indire la conferenza di servizi, vi troverete automaticamente l'elenco dei soggetti tenuti a esprimersi e dei soggetti non tenuti a esprimersi, sempre per una corretta gestione del procedimento, per quello che vi dicevo poc'anzi. Ecco, adesso cerco di farvi capire questo concetto. Intanto vi dico, tutto quello che abbiamo visto, cioè la visualizzazione delle informazioni di ogni endoprocedimento, il calcolo del termine per la conclusione del procedimento e l'applicabilità del silenzio assenso, l'indicazione automatica degli endoprocedimenti sui prestampati, sono attendibili per tutte le pratiche trasmesse dopo il 14 ottobre. Perché? Perché queste funzionalità possano funzionare correttamente è necessario che la pratica sia trasmessa con la configurazione aggiornata. Tutto quello che è stato mandato prima del 14 ottobre potrebbe non questi dati potrebbero non essere visualizzati o potrebbero essere visualizzati in maniera non precisa, quindi esserci delle indicazioni errate perché magari la configurazione non era perfettamente aggiornata, soprattutto in caso di pratiche duplicate. E questo è il principale motivo per cui ai noi è stato necessario cancellare le pratiche in bozza e inibire la duplicazione delle pratiche presentate prima del 14 ottobre. Perché la duplicazione delle pratiche è uno strumento potentissimo e sicuramente utile, ma ha un grande difetto, che quando voi andate a duplicare una pratica vi trascinate non solo i dati imputati nei moduli, ma tutta la configurazione degli interventi. E quindi se voi duplicate una pratica oggi presentata nel 2022, state presentando oggi una pratica con la configurazione che c'era nel 2022. E se magari, siccome tanti utilizzano, ci sono soprattutto dei professionisti che fanno soprattutto certi tipi di pratiche. Modifica i moduli, ma la configurazione rimane sempre quella. Sì. Il problema principale è quello, soprattutto perché molti duplicavano pratiche già duplicate e quindi trascinavano una configurazione vecchia. E allora, voi capite, era necessario inibire la duplicazione delle pratiche presentate prima del 14 ottobre, ma cancellare le pratiche in bozza, perché se io se avessimo lasciato la possibilità di portare a finalizzazione quelle bozze, poi quelle avrebbero generato delle pratiche che potevano essere duplicate a loro volta e quindi trascinarsi delle configurazioni che non andavano, non erano compatibili con queste nuove funzionalità che abbiamo introdotto. Per cui è vero, ne siamo stati consapevoli che, come dire, che creava dei danni, che creava dei disagi. Abbiamo provato a dare un'informazione il più possibile capillare, ma andava fatto. Su certe cose, non per dirvi che realmente è stata sofferta, eravamo pronti da luglio. E ci siamo rifiutati, abbiamo detto di non andare online perché ho detto
ci uccidono. Se fossimo andati prima dell'estate sarebbe stato la morte. Abbiamo controllato che non ci fossero scadenze imminenti di finanziamenti per quanto possibile e tutto per fare un discorso del genere. Quindi realmente non l'abbiamo presa a cuor leggero, doveva essere fatta, abbiamo cercato di dosare, cercare alternative, cercare il più possibile, cercare di avvisare. Non si sarà visto dall'esterno, giustamente vi ha procurato danno, vi siete arrabbiati, ce ne avete detto, ci sono arrivate, ce le aspettavamo, però non trovavamo alternativa. Comunque sì, c'è un modo che adesso vediamo di calmierare in parte questo. La duplicazione della pratica è ancora attiva, solo non è possibile duplicare pratiche vecchie, cioè presentate prima del 14 ottobre. Se voi avete presentato una pratica dopo il 14 ottobre la potrete duplicare. Saltiamo tutta questa parte qui che riguarda le comunicazioni. Ce l'hai qua il copiamodello? Sì. Sì, certo che c'è. Prima di vedere un'altra cosa vi faccio vedere questo, perché è una cosa che ci stanno chiedendo in tantissimi. Ma allora questa non prendetela come una cosa punitiva, no, c'è un problema. Allora la legge 24 prevede che il deposito del progetto strutturale, della relazione a strutture ultimate, del collaudo statico debba essere fatto sulla piattaforma SUAPE, a cui accede il genio civile competente per le verifiche del caso. Il flusso cosa accade? Accade che nel modulo A0 qual è? Se si risponde sì, viene associato, il sistema associa questo endoprocedimento 3087 collegato al genio civile. Perché? Per fare in modo che quando viene trasmessa la documentazione relativa al progetto strutturale o al collaudo statico venga trasmessa al genio civile. Se si risponde no a quella domanda, quell'endoprocedimento non viene associato e quella pratica il genio civile non la vede. Il problema che siamo andati a risolvere con questo nuovo rilascio, qual è? Era quello di casi in cui, pur avendo risposto no a quella domanda e quindi con l'endoprocedimento non associato, venivano trasmessi moduli F14 con progetti strutturali con collaudi statici senza che arrivassero a destinazione, perché al genio civile non arrivavano. Quindi abbiamo associato le classi di comunicazione, deposito progetto strutturale, variazioni, sostituzione collaudatore, relazione a strutture ultimate e collaudo statico all'endoprocedimento. Quindi se l'endoprocedimento è associato alla pratica, quelle classi di comunicazione compaiono. Se l'endoprocedimento non è associato, le classi di comunicazione non compaiono. Viene inibita la trasmissione di moduli F14 con documentazione di progetto strutturale se il genio civile non è associato alla pratica. Questo non vuol dire che non sia possibile mandarle, vuol dire che bisogna chiedere al SUAPE di associare quell'endoprocedimento. Una volta che il SUAPE avrà aggiunto quell'endoprocedimento, la classe di comunicazione comparirà tra quelle disponibili. Ok? Questo è perché non andrebbe comunque bene trasmetterla se l'endoprocedimento non c'è. Questo, ok, però c'è un'altra cosa che si apre quando si dice che c'è si opera, si toglie Ho capito qual è. geologo, tecnico, sismico, che io devo fare una scala e mi si chiede tutta questa, cioè non esiste né il cielo né in terra. Guardate. Guardate. No. Se i geologhi hanno di questi problemi è che si risolvano a casa loro, perché hanno compromesso tutta la parcella. Io posso capire se devo fare una nuova costruzione, devo fare un ampliamento, ma se devo fare una scala non è pensabile che io debba chiedere l'intervento del geologo per farmi le relazioni, per farmi le cose. Invece giusto? Allora, No, sei costretto a dire che non è facile. l'ordine dei geologi è intervenuto, però la verità, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno a Ozieri, perché questo problema ci è stato segnalato. Allora,
quello che noi abbiamo fatto a seguito dell'ultima, quanto è ormai? Un paio d'anni fa, mi sa, no? Sì. Allora, il modulo era già così, cioè il modulo indicava già in precedenza, in caso di presenza di opere di fondazione, adesso non me le ricordo tutte quante, diceva devi allegare la relazione geologica, la relazione sismica di base, la relazione geotecnica. Era già così prima. Quello che noi abbiamo fatto informaticamente, renderlo bloccante informaticamente. Allora, no, allora la verità è che siamo tirati per la giacchetta da due parti, come dire, non... sì, provate. Non c'era, ci siamo riguardati la normativa insieme anche all'assessorato competente, perché come vi ho detto noi non siamo competenti per materia. Siamo giunti alla conclusione che c'era una vacanza normativa, cioè da un lato era previsto che ci fosse, però non era chiarissimo il momento, o meglio, non c'era l'eccezione. Non c'era l'eccezione, non c'era chiarezza. Quindi una distinzione tra opere strutturali e opere strutturali. Se io devo fare una scala dentro casa, ma in norma la distinzione non c'è. Ci vorrebbe, ci vorrebbe una direttiva, ci vorrebbe qualcosa. Il problema è che lì c'è quando stavamo bene. queste previsioni. Norme tecniche delle costruzioni, che con un combinato disposto con il DPR 380 è previsto vengano presentate in fase progettuale. Non c'è una previsione normativa esplicita che dica, come nel caso ad esempio delle opere strutturali, di quello di cui parlavamo poc'anzi, che dica che quei documenti si presentano prima dell'inizio dei lavori. Allora, in quel caso lì la norma è chiara e dice prima dell'inizio delle opere strutturali l'impresa esecutrice deposita il progetto strutturale e infatti quello si trasmette successivamente. Qui manca un dettaglio normativo dove mi dica che quelle cose, anziché presentarle insieme al progetto edilizio, possono essere presentate anche dopo. Anzi, il DPR 380 sembra dire l'esatto contrario. Ad ogni modo, per noi problema non ce n'è, nel senso che noi siamo aperti a una soluzione piuttosto che a un'altra, però contemporaneamente non siamo l'ente competente a dirimere la questione. No, non l'abbiamo cambiato. Il modulo era così da tanto tempo. Non c'era l'automatismo informatico nell'evoluzione. No, aspetti, non è che abbiamo cambiato quello. C'è stata, proprio nella manutenzione evolutiva, nelle nuove funzionalità, c'è stata la possibilità di rendere bloccanti ciò che erano le affermazioni contenute nel modulo. No, nel senso che lei lo dichiarava, ok, lei lo dichiarava già, cioè c'era difformità tra ciò che dichiarava e ciò che il sistema informatico faceva. Però noi siamo anche disposti, però a fronte di cosa? Cioè, se c'è stata quell'interpretazione fino a quel momento dal modulo, non c'è stata modifica normativa, occorre qualcosa perché si modifichi. Perché noi cosa abbiamo fatto? Ci è arrivata la richiesta da parte, mi pare, dell'ordine degli ingegneri o dei geometri, ora non mi ricordo. Prima. O di entrambi. Di entrambi. Quindi abbiamo provato a scrivere anche all'ordine dei geologi che ci ha controrisposto, al che abbiamo scritto a tutti e due e abbiamo detto trovate, se la rete delle professioni tecniche che li unisce tutti trova un accordo interpretativo, noi di fronte a una norma che in qualche modo lascia dei margini interpretativi, siamo disposti a seguirlo, ma noi siamo anche disposti a fare un tavolo magari con tutti
Però ci vuole l'accordo, perché nel momento in cui scegliamo... No, ma in realtà dovrebbe essere l'assessorato competente per materia o il ministero. Questa è la pratica che decide se è il caso o meno di fare quel tipo di pratica. Lasciarlo sempre come opzione. Loro si sono svegliati perché gli fa comodo così, e posso essere d'accordo, ma allora tutti gli giorni si svegliano e me buttano... Ascolti, c'è la norma che un po' lo prevede. Fate un quesito, allora... La norma dice che ci sono strutture e strutture. Allora, fare determinate cose non è entrare nel merito della struttura esistente. Sto ampliando con 50 metri quadri, 200 metri cubi, mi servono fondazioni. Sto modificando una struttura e allora può essere concepibile il fatto che ci voglia una relazione geotecnica, geologica, sì, antisismica e tutto. Ma se sto facendo un'opera da niente, non mi sembra, lo stabilisce il tecnico se è un'opera per il quale è necessario o meno. Allora, se il ministero, l'assessorato dell'urbanistica ci chiede di cambiarlo, noi lo cambiamo. Ho capito. Scusi? Adesso però hanno chiesto l'ordine del giorno, Non l'abbiamo cambiato. no. Nostro in che senso? Nel senso che per me è semplicissimo. Qua stiamo parlando appunto di ordine, di professore, ma scusate, ma il buon senso dov'è? Buon senso. Scusate, perché qua si tratta di dire che una scala non ha bisogno di relazione geotecnica. Ma dov'è il problema? Qual è la norma che lo prevede? Nessuna. Ma non è che... Abbiamo finito la discussione. Mi perdoni, però nel modulo non è che c'è scritto che per la scala ci vuole la relazione geotecnica. La scala pone delle domande, cioè, o meglio, pone una domanda. C'è uno di queste... E cosa gli devo dire? Se devo fare la scala sono costretto a dire di sì, o altrimenti dichiaro il falso. Allora, il problema, signori, è che il modulo era così da sempre. Però prima avevo io tecnico la possibilità di dire sì o no. Adesso ho la possibilità di dire niente perché è obbligatorio. Le dico, Ma se per quello mi perdoni, c'è sempre la possibilità di allegare, perché il sistema informatico non è mica un soggetto intelligente. Il sistema informatico vi chiede un file, ma non va mica a controllare cosa c'è scritto dentro quel file. Quindi se voi allegate un file dove motivatamente dite per me questo allegato non è necessario per questo e quest'altro motivo, allegate quello. Voglio dire, cioè il sistema informatico non è che vi costringe ad allegare una relazione geotecnica, no. Il sistema informatico vi costringe ad allegare un file. Voi ritenete che la relazione geotecnica non sia dovuta, al posto della relazione geotecnica mettete 3 righe scritte e convertite in PDF. Per me la relazione geotecnica non è necessaria per questo e quest'altro motivo. Che fa direttamente il sistema, come ad esempio per le norme non prevedono eccetera, dà delle Guardate, Cioè non è per me, la norma non prescrive. va bene, la norma non prescrive, va bene. Se ritenete... Adesso noi questa cosa ce l'hanno segnalata anche l'altro giorno, quindi sicuramente riapriremo la discussione, riapriremo un tavolo, però come in tutti i casi noi non abbiamo, come dire, neanche proprio la competenza di dire noi abbiamo fatto una modifica informatica, non abbiamo modificato, così come abbiamo reso obbligatorio allegare. Non c'è logica, non c'è logica. Stiamo arrampicando sui vetri, ma non c'è logica. Ma assolutamente. Allora, Cioè lo dico perché sono nell'ordine che ha il vicecoordinamento della rete delle sedi industriali assieme a quello degli ingegneri. Se può essere utile ci possiamo fare portavoce di questa richiesta e vediamo Ma nella rete ci sono i geologi? No. No, nella rete non ci sono i geologi. Sono stati destinati per il rotto della cuffia nell'osservatorio dell'edilizia privata di Cagliari perché non c'erano lì. Però sono tra gli ordini che non sono presenti nella rete. Quindi
Ascolti, la cosa potete provare, noi vi dico su questo, scusi, no, su questo veramente siamo legati anche all'interpretazione dell'assessorato competente in materia. Allora, ognuno ha le proprie competenze per materia. Noi abbiamo sottoposto a loro sia la nota dei geologi che quella dell'ordine dei geometri, ingegneri, eccetera, delle professioni tecniche, e non ci hanno detto di cambiare. Signori, ma no, però mi perdoni, il discorso è un pochettino, come dire, non abbiamo il potere di legiferare, noi abbiamo il potere di, come dire, di adeguare il modulo ad una norma, per cui non è che possiamo entrare nel merito della bontà di ciò che dicono come dire, le norme tecniche per le costruzioni e il DPR 380. Dobbiamo ragionare in termini di diritto. Allora, perché non possiamo ragionare di c'è bisogno o non c'è bisogno, ragioniamo di è previsto o non è previsto. Non è previsto. Ok. Non è previsto. Di cosa stiamo parlando? Non è previsto. Insomma, c'è un combinato. Allora, io, fermo restando che non è che propenda per una piuttosto che per un'altra interpretazione, non è che sia del tutto pellegrina la richiesta. Adesso, guardi. Scusate, cioè, se parliamo di cose che non, cioè, dimostrabili, le tesi vanno dimostrate. Questa è una vostra tesi, che non può essere dimostrata. No, non è. Stanno portando avanti la tesi dei geologi e non può essere dimostrata, non è dimostrabile. Allora, i geologi, in realtà, io senza voler fare il tribuno né il giudice, perché noi non siamo giudici, i geologi hanno scritto ai sensi dell'articolo X, Y del DPR 380, che adesso non mi ricordo a memoria, con combinato disposto, è necessario questo. La nota della Federazione degli Ordini degli Ingegneri faceva un discorso che è assolutamente condivisibile, di opportunità, di buonsenso, ma non era, come dire, altrettanto giuridicamente non era agganciata ad un'interpretazione normativa, era che, per carità, ripeto, noi siamo assolutamente e quindi non abbiamo ricevuto, no, non abbiamo recepito niente, mi perdoni. No, il modulo non è stato cambiato, il modulo è sempre stato così da subito. No, è stato insieme a 250 automatismi che hanno reso bloccanti documenti che indicavano come obbligatori. Uno di questi 250 era quello, ma l'indicazione che è riportata nel modulo è sempre quella, non l'abbiamo cambiata. Abbiamo reso bloccante la necessità di allegare il documento. Ma abbiamo reso bloccanti tutte le cose che la modulistica prevedevano che fossero obbligatorie. Sì, ma ho capito. Allora, facciamo così, se no non andiamo avanti. Che per fare una struttura di un cemento armato, eccetera, eccetera, necessita di reazione geologica, è pacifico. Però che poi mi si venga a imporre, perché è un'imposizione, che per fare una scala o per fare un pezzo, un metro di fondazione, devo tirare su una veranda, debba chiedere la relazione geotecnica, geologica
nessuna parte. È un'interpretazione. Se questi signori geologi hanno problemi di lavoro, ne abbiamo tutti, perché il lavoro ormai che vadano e cambiano mestiere, vadano Guardi, le dico che l'Ordine dei Geologi da anni ci chiede tantissime cose, ma molte, è stata l'unica concessione che abbiamo fatto a fronte di una condivisione dimostrata della norma. Come diceva il collega, abbiamo condiviso a livello pratico quello che dicevate voi, a livello, come dice lei, di buonsenso, ma a livello giuridico non trovavamo l'appiglio che abbiamo trovato lì. Poi adesso poi glielo cerchiamo, perché in questo momento però norme alla mano avevano ragione, se no non l'avremmo, cioè è diverso, la norma non dice. La norma dice esplicitamente che è previsto nei calcoli strutturali, significa in italiano che se non c'è una struttura al genio civile non serve. Questo è quanto. Poi posso anche sbagliare, ma possiamo anche dimostrarlo però. Quindi io ai geologi gli chiederei una cosa semplice, ma scusate, il contesto, la contestualizziamo questa norma? no, l'hanno contestualizzata, ve l'abbiamo mandata la nota. L'abbiamo mandata, la relazione che abbiamo condiviso, gliel'abbiamo mandata. Esatto, prendere una posizione. all'altezza della scala, parla per scale Anche di mettere la questione all'esterno, alle nazionali. Ascoltate, ma a livello nazionale sono dentro? C'è un ordine che li comprende tutti a livello nazionale? Ok, fatecelo scrivere dall'ordine nazionale che li comprende tutti. Una posizione condivisa. Sì, ma infatti non è che ma sulla base di un articolo di legge non c'è un articolo di legge che precisa quello che Allora. è corretto, però non esiste. perché O ci sono degli accordi tra i vari ordini e loro recepiscono questa informativa, oppure bisognerà trovare una soluzione. è stata fatta secondo me diligentemente ai geologi, perché comunque è ineccepibile quello che hanno detto i geologi e voi l'avete recepito, perfetto, ma Allora. avrebbe dovuto essere contestualizzata meglio. Allora, è l'articolo 20,1 del DPR 380 del 2001. Noi adesso purtroppo non siamo in grado di, questo è quello, giusto per un'informazione, ripeto, dopodiché noi non siamo il tribunale, però l'articolo 20,1 del DPR 380, poi se non vi dispiace andremo avanti perché altrimenti rimaniamo qui fino a stanotte a parlare di questo, ma non possiamo risolverlo perché voglio dire, comunque l'articolo 20,1 ci dice: la domanda per il rilascio del permesso di costruire sottoscritta da uno dei soggetti legittimati va presentata allo sportello unico, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte seconda. Allora, nella parte seconda c'è un richiamo alle norme tecniche per le costruzioni. Allora, ed è alla parte seconda, l'articolo 52 prevede che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private devono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi. Allora, dette norme definiscono, tra le altre cose, al punto C, le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, eccetera. Allora, secondo l'interpretazione che c'è, voglio dire... Gliele leggo, scusi, ingegnere, ascolta. Sì. Le norme tecniche per le costruzioni, Sì. C218, la necessità di una relazione geologica dipende
6.2.1 dell'edificio 2018 specifica che la relazione geologica è, attenzione qua, obbligatoria per le opere elencate al punto 6.1.1 come le fondazioni, opere di sostegno, scavi e altre strutture che interagiscono significativamente col terreno. Significativamente. E invece noi chiediamo... Ora rispondiamo a queste norme. Mentre invece noi chiediamo nel modulo 1 se ci sono quelle cose tout court. Cioè se noi facessimo la domanda, ci sono che interagiscono significativamente col terreno... Voi rispondereste no, avremmo risolto? Va bene. Ora va bene. Va bene. Abbiamo trovato una soluzione. Va bene, questo sì. Parla di permesso di costruire e questo, Sì. e questo già toglie, Sì, toglie le scia. toglie ogni dubbio e ogni cosa, perché siamo nell'ambito del permesso di costruire, lo dice proprio in premessa, quindi già questo toglie tutte le... Allora, le posso chiedere di mandarci una mail anche come memo con quella frase che ci ha appena letto e poi va bene? Ok. Questo era giusto per... No, vabbè, può essere che la domanda mal posta... Come ordine lo facciamo? Va bene. Perché effettivamente se la domanda è mal posta e non, come dire, e non rispecchia in maniera pedissequa il criterio che è indicato dalla legge, per questo non c'è nessuna difficoltà a correggerlo. Ok. Riportateci la frase esatta e noi quella riportiamo nella domanda. Ok? No, non esageriamo. Va bene. Un'altra cosettina, dai. Tanto tra un po' poi facciamo magari 10 minuti di pausa per prendere un caffè. Allora, un'altra novità che abbiamo introdotto, anche questa non la prendete come punitivo, ma per cercare di, come dire, introdurre delle semplificazioni e ridurre il margine di errore. Allora, all'interno di un procedimento unico, in linea di massima non ci sono preclusioni a selezionare più interventi, anzi è lo stesso sistema del procedimento unico che mi dice io presento una pratica individuando il mio obiettivo finale e ricavo tutti i titoli abilitativi che mi servono per arrivare lì. Tuttavia ci sono una serie di interventi che tra di loro non sono compatibili. Se io vado a realizzare un intervento edilizio non posso presentare nella stessa pratica l'agibilità, perché quella la dovrò presentare ovviamente dopo. Ma più banalmente, all'interno della declaratoria di tutte le categorie di intervento edilizio, parlo delle macro categorie, non di quelle micro tipo tettoie, opere pertinenziali eccetera, parlo di manutenzione ordinaria, straordinaria, di strutturazione, nuova costruzione eccetera, funzionano come una matriosca. Nella categoria più grande, che corrisponde a un titolo più gravoso, stanno ricomprese automaticamente tutte le categorie più piccole soggette a titoli semplificati. Allora non ha nessun senso trasmettere una pratica che comprende sia una ristrutturazione edilizia che una manutenzione straordinaria, perché nella ristrutturazione edilizia c'è dentro anche quello che potrebbe essere, se fosse da solo, di manutenzione straordinaria, così come il tipico caso dove vediamo confusione assolute sui mutamenti di destinazione d'uso, perché la norma dice se il mutamento di destinazione d'uso è senza opere nella stessa categoria è CILA tra categorie e SCIA, poi ti dice anche però se è con opere devi valutare le opere nel loro complesso e quindi è manutenzione straordinaria se siamo dentro la stessa categoria o ristrutturazione edilizia se saltiamo di categoria. Questo vuol dire che abbiamo implementato una funzionalità per inibire la selezione contemporanea di interventi incompatibili. Se io vado a selezionare una ristrutturazione edilizia non mi fa selezionare una manutenzione straordinaria e viceversa. Questo lo trovate così, cioè voi quando andate a selezionare un intervento, quelli incompatibili vi scompare la casellina. Non è un errore del sistema informatico, il motivo è che quei due o è l'uno o è l'altro. Ok?
È tutto qua. Siccome anche su questo qualche domanda ci sta arrivando, perché dice vorrei fare, ma perché qualcuno nel dubbio selezionava tutto, però andava a selezionare, a trasmettere pratiche dove per assurdo c'era dentro una CILA, una scia e un permesso di costruire, e non ci si capisce più nulla, ovviamente. No, vabbè, esatto, però è giusto, ok? No, siccome però a volte poteva sembrare che ci fosse un malfunzionamento dietro la sparizione di quella casellina, no, è voluto. Come siamo messi? Vabbè. Facciamola adesso, sì, perché poi magari dopo gli chiedo la diretta sulla geolocalizzazione. Facciamo 10 minuti di pausa, ci prendiamo un caffè. No, assolutamente, questo va benissimo. Aspetta. No, è accesa ancora.
Allora, riprendiamo. Ma non è, c'è ancora la, qui non c'ho. Ok, abbiamo la diretta. Eccoci qua, allora vediamo alcune funzionalità direttamente dalla diretta, diciamo, della funzione del sistema informatico. Se andiamo alla compilazione di una pratica per fargli vedere l'ubicazione, ecco, vedete nella indicazione dell'intervento innanzitutto abbiamo introdotto, questo ve lo dico en passant, una funzionalità per come dire, collegare solo le tipologie di ubicazione che sono coerenti col tipo di pratica. Cioè a una pratica edilizia da oggi non vi troverete più attività svolta online, attività in forma itinerante, troverete solamente la possibilità di indicare un luogo fisso, fisico. Dopodiché, quando andate a selezionare il primo comune, è quello che selezionate nella prima schermata dove indicate a che su Ape state inviando la pratica. Però poi, qui una volta, diciamo, nella schermata ubicazione, indicato il toponimo e scritta la via, i dati catastali, se andate su azioni, avete la possibilità di aggiungere un secondo comune e via dicendo, poi un terzo, un quarto, perché è possibile presentare, vedete, delle pratiche che insistono sul territorio di più comuni. In quel caso le direttive ci dicono la pratica va mandata una volta sola nel comune dove è ubicata la porzione prevalente, e però dovete aggiungere anche tutti i comuni che sono connessi con quell'intervento. In questo caso vedete comune di Cagliari, comune di Sassari, potete aggiungere n comuni, dovete aggiungere n comuni se l'intervento ricade su più comuni. Inoltre è stata potenziata la... Sì. Quando può succedere? Può succedere perché l'intervento... Di fanghi in agricoltura, per esempio. Spargimento di fanghi in agricoltura su più comuni, oppure un intervento che ricade proprio a cavallo di due comuni, pascolo su più comuni, una linea elettrica che passa perché magari è ubicata vicino al confine, un impianto di produzione di energia, poniamo, e poi la linea sconfina su un altro comune. Ci possono essere, non è una cosa quotidiana, ma può capitare. Vabbè, Cagliari Sassari è un caso... passate ovviamente l'esempio, ma è chiaramente un caso che può succedere. Nei fanghi può capitare, perché veramente chi fa smaltimento l'utilizzo di fanghi in agricoltura può mandare un'unica pratica per portare questi fanghi a Selargius, a Norbello, a Olbia e a Stintino, e quindi è assolutamente... Però la pratica va a Cagliari. Sì. Allora, sotto, sempre nella schermata ubicazione, sono state introdotte alcune funzionalità per semplificare la georeferenziazione, come ad esempio individua coordinate. Se voi cliccate su individua coordinate e andate a selezionare un punto sulla mappa, il sistema in automatico vi riporta, vedete, sotto su coordinate intervento, riporta in automatico le coordinate dei punti che avete selezionato. Ovviamente la scala è anche cioè si può ingrandire per andare a selezionare un punto in maniera molto più precisa. Adesso lo stiamo vedendo ovviamente ad una scala molto ampia, ma possiamo scendere fino ad un buon livello di dettaglio per individuare in maniera precisa
il luogo dove va a ubicarsi l'intervento. Disegna area è un'altra funzionalità, perché soprattutto in caso di impianti, vedete, o di interventi che sono su areali piuttosto ampi, dà la possibilità di disegnare dei poligoni per geolocalizzare l'intervento, e automaticamente il sistema per ognuno di questi poligoni ci va a ricavare le coordinate dei vertici. Sì, c'è una domanda? Sì. Quindi andava a geolocalizzare in questo sistema con recupera, com'è che individua coordinate, insomma, prendeva il puntino e non lo faceva andare avanti. Ah, ok. L'abbiamo fatto Sì, in è diretta. in diretta. E non la faceva andare, ma nel senso che dopo che l'ha selezionato, poi dopo non le compariva il pulsante vai avanti? In questi casi è bene sentire il supporto informatico. Può essere che ci sia stato un malfunzionamento spot per qualche motivo che non... Beh, questa è in diretta, quello che state vedendo, non è che ce l'abbiamo, ce lo siamo preparato. Per cui così come lo... Forse è che questo schermo è molto grande, qui è... però... No, ma comunque stiamo vedendo esattamente la diretta, perché non lo sto comandando io, lo sta comandando il collega da remoto, ma state vedendo... Non c'è la possibilità di convertire dalle catastali alle VGS84, perché delle volte per individuarle il sistema fa una conversione on the fly da Montemario a VGS84. Poi questo è il problema, che in questo momento è stato deciso di utilizzare, recentemente utilizzavamo Montemario, adesso è stato deciso di utilizzare VGS84, perché lo standard è come questo sul mondo Dico solo per il collega che ci sta seguendo che stanno parlando, perché ovviamente tutto quello che voi vi dite, chi sta seguendo in diretta, compreso il collega che sta comandando la diretta, non lo sente, quindi stanno discutendo in diretta. Che non si vede l'immagine? Cioè? Fammi vedere. Come si è andato a finire? L'altra soluzione sarebbe cachare questi tassetti li conservo, Sì, però non si può discutere così quando c'è una diretta. Bene. Grazie, no, è solo perché avendo una diretta è difficile gestire poi una discussione tra di noi se chi segue non, come dire, non sente. Allora, abbiamo visto individua coordinate e disegnare. Abbiamo un'altra funzione che è quella di individua lotto, che è ovviamente legata alle aree industriali che sono mappate, e possiamo anche qui, individuando un'area industriale e ovviamente zoomandoci, ecco, forse la stiamo vedendo là sotto, possiamo individuare un lotto, ecco, esatto, possiamo individuare un lotto e in automatico il sistema carica il dato e individua il codice del lotto che stiamo andando a selezionare, sempre come strumento
per agevolare la geolocalizzazione, vedete, ci riporta questo dato. Ed inoltre possiamo anche geolocalizzarlo facendo l'upload di uno shapefile esterno. Se andiamo a quindi fare l'upload, automaticamente lui mi riporta sulla cartografia i dati che sono indicati in un file chiaramente esterno. Sì, vedi, stiamo... ok, poi un'altra cosa che, ecco, vedete, l'ha caricato 10 poligoni che sono legati ad un... e quindi mi riporta in automatico tutte le 10 aree che erano indicate sul file che siamo andati a caricare. Allora, vediamo che cos'altro vi possiamo far vedere. Ecco, magari gli facciamo vedere anche la personalizzazione della scrivania, che è un'altra cosa che si può fare. Vedete, sulla scrivania di ogni utente, a destra in alto, vedete quel simboletto che sembra un libro, trovate poi l'elenco di tutte le colonne che potete scegliere di visualizzare o non visualizzare. Potete scegliere fino a 10, tra codice pratica, richiedente oggetto, data di invio, data di modifica. Vedete come il collega sta spuntando, selezionando e deselezionando, compaiono e scompaiono determinati attributi, quindi ognuno si può personalizzare la scrivania in maniera, diciamo, nel modo che preferisce, per avere sott'occhio, diciamo, i dati che gli sono più utili. E ancora, sempre sulla ricerca delle pratiche, o anche semplicemente dalla scrivania, se voi filtrate con un qualsiasi criterio, ad esempio, facciamo dal 1 gennaio del 2024 ad oggi, per esempio, selezionato un qualsiasi, ecco, sì, stiamo provando, ecco qui, andiamo a filtrare, troveremo 11 pratiche e possiamo, vedete, scaricare i dati in formato tabellare di queste 11 pratiche in formato CSV, XLS, JSON o XML, per utilizzarli in altri software o per un trattamento che può essere legato a varie esigenze. Cioè possiamo estrapolare i dati di quello che vediamo, diciamo, sì, CSV? Lo posso poi importare su questo? No, importare su questo sistema no, il sistema mostra, come dire, dà la possibilità di esportare i dati delle pratiche che ha in pancia, voglio dire, non consente di... non permette no, di importare, ma che pro? Non lo so, magari un tecnico, un altro collega mi dà un file. Io voglio importare in questa pratica e lavorare su questa piattaforma. Questi sono semplicemente gli elenchi delle pratiche che sono sul sistema. È l'elenco delle pratiche. No, non è la pratica, è l'elenco delle pratiche che abbiamo filtrato da scrivania. Quindi servono per... Se ci chiedessero, no, quelli che hanno magari gli stessi clienti, vogliono vedere tutte le pratiche di un determinato cliente, di una determinata azienda, che volessero una videata perché ti stanno chiamando o per fatturare. Chi ha pagato non ha pagato, Vediamo adesso una funzionalità. Vediamo una funzionalità di duplicazione. Allora, abbiamo detto che abbiamo inibito la funzionalità di duplicazione delle pratiche presentate prima del 14 ottobre, ma è stata introdotta una nuova funzionalità per copiare singoli moduli. Se noi andiamo su una pratica in bozza che stiamo ovviamente creando, compilando, e andiamo sulla schermata di compilazione di un modulo, poniamo l'agibilità, dobbiamo entrare come per compilare quel modulo, dopodiché in alto a destra sul menu azioni, che è quello che andiamo a selezionare sempre per selezionare sostanzialmente i titolari, se clicchiamo su copia da, lui mi mostra l'elenco di tutte le altre pratiche che stanno nella mia scrivania dove è presente quel modulo, e io, vedete, le posso scorrere e vedere a destra un'anteprima
dei dati che erano contenuti in quel modulo su quella pratica. Ne seleziona una, faccio copia in basso e lui mi, ovviamente confermo, e lui mi prepopola i dati di quel modulo dalla pratica da cui ho scelto di copiarli. Questo è disponibile anche a partire dalle pratiche presentate prima del 14 ottobre, cioè quindi quelle non potete duplicarle, ma potete copiare singoli moduli. E questo crediamo che sia un sistema per alleviare in qualche modo i disagi dovuti alla mancata possibilità di duplicare quelle pratiche precedenti, perché è vero che lo dobbiamo fare modulo per modulo, però possiamo comunque non perdere tanto lavoro già fatto. Vediamo anche adesso la funzionalità di gestione delle deleghe multiple. Adesso non mi ricordo se... ecco, l'agibilità allegato è delegabile. In precedenza potevamo delegare solo un soggetto. Tipicamente lo si faceva magari per l'impatto acustico, dove c'è un professionista specifico, no? Il problema è nato soprattutto nella gestione dei moduli A30 allegato A, che sono le relazioni asseverate in ambito PAI, che devono essere firmate obbligatoriamente da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo. Quindi nasceva l'esigenza di delegare quel modulo a 2 persone. Adesso, cliccando su gestione deleghe, sempre su azioni, mi apre una schermata dove io posso, vedete, aggiungere un delegato. Lo posso anche importare dalla rubrica, eventualmente ne inseriamo uno e lo salviamo, e vedete vi compare in basso, e ne posso aggiungere un altro. Importa la rubrica e metterò un altro e quindi in questo momento vedete ho salva delegato e ho 2 delegati, così come cliccando su azioni posso rimuoverlo, quindi posso gestire una delega multipla dinamica dove posso aggiungere e rimuovere delegati su quello specifico modulo. Vediamo se c'è qualcos'altro di... sì, possiamo anche fargli vedere la duplicazione di una comunicazione. Questa è utile, non so se qui ne abbiamo, questa è utile soprattutto per esempio per quelle comunicazioni che contengono all'interno un modulo. Ponete che avete trasmesso un F3 di inizio lavori che non era completo di tutti i dati o che non aveva tutti gli allegati che doveva avere e che quindi va ritrasmesso quell'inizio lavori, anziché dover ricompilare da capo una nuova comunicazione, quindi quel modulo, io posso andare a cercarmi la comunicazione che ho mandato in precedenza e azioni duplica e lui, come dire, fa una copia di quella comunicazione, compresi gli allegati, compresi il modulo che c'era all'interno, e mi agevola per una ritrasmissione senza dover ricompilare tutto da capo. Sì, no, mi sembra che... Sì, vediamo anche le annotazioni, già che ci siamo. Vedete, a destra sul menu di gestione della pratica abbiamo aggiunto una nuova funzionalità che è quella di annotazioni per scrivere note, memo su quella pratica. Faccio. Per esempio. Lo potete indicare lì e vedete mano a mano che aggiungete le annotazioni. No, adesso ve lo spiego. Una volta che aggiungete le annotazioni vi compare un numerino in alto, vedete lì, che vi fa vedere che ci sono delle annotazioni, che quindi vi dà un memo visivo per capire che ci sono delle note su quella pratica. Poi ovviamente le annotazioni si possono anche rimuovere. Le annotazioni sono visibili a seconda del ruolo. Il cittadino vede le annotazioni che ha inserito, ma quelle annotazioni non vengono viste dagli operatori di sportello e dagli operatori degli enti terzi, ognuno dei quali vede le sue. Ok? Quindi non sono condivise tra i vari ruoli che accedono alla medesima pratica. Quelle che mette non le vedono gli enti, ma credo che le possa vedere il committente. Sì, perché accede sullo stesso ruolo. Così vede che deve pagare, esatto, vede che deve pagare. Direi che con la diretta possiamo anche liberare, ringraziamo il collega che ci ha assistito e ritorniamo sulle slide.
Siamo già velocissimo stavolta. Allora, tutte queste le abbiamo viste. Duplicazione, confronta moduli, allora non interessa. Gestione deleghe l'abbiamo visto, questo l'abbiamo visto. Questo ve lo dico perché è bene che lo sappiate. È stata introdotta una possibilità per il SUAPE di rigettare in blocco una sessione di integrazioni. Questo perché ci sono dei casi in cui a volte erroneamente viene integrata la pratica originaria quando invece era necessario presentare un'altra pratica. Se io presento una pratica edilizia e poi voglio introdurre una variante in corso d'opera, devo presentare un'altra pratica, non posso modificare le tavole e gli elaborati grafici sulla prima pratica, perché quella ha già prodotto effetti. Devo acquisire un nuovo titolo. Se uno erroneamente operasse mandando integrazioni e sostituendo, il SUAPE ha la possibilità di dichiarare irricevibile quell'integrazione e ripristinare la pratica nello stato in cui era prima dell'integrazione. Ovviamente deve allegare un atto in cui motiva questa operazione, ma lo può fare. Annotazioni le abbiamo viste, la personalizzazione scadenziaria non riguarda voi. Due cose vi voglio dire sulle novità normative. Accennavamo prima all'avvento della ZES. Allora, le ZES che cosa sono? Le ZES sono zone economiche speciali. Sono delle zone più o meno delimitate del paese, nelle quali le imprese hanno due tipi di agevolazioni. Un'agevolazione di tipo fiscale che consiste in crediti d'imposta e un'agevolazione di tipo amministrativo, nel senso che per ottenere le autorizzazioni necessarie per gli investimenti di impresa, anziché rivolgersi allo sportello unico del comune, possono rivolgersi ad una struttura. Non so per quale motivo sta facendo questo gioco. Vabbè, lo vedo da lì, dai. Va bene, non importa, scusi. Anziché quindi rivolgersi allo sportello, possono rivolgersi ad una struttura statale. Fino al 31 dicembre del 2023, sì, ma lo dico tra un secondo. Fino al 31 dicembre 2023 le zone economiche speciali erano limitate ad alcune grandi aree industriali connesse con le principali reti di comunicazione. Quindi in Sardegna avevamo alcune aree industriali sparse, diciamo, per l'isola che erano delimitate in area ZES. Tutte le autorizzazioni per gli investimenti in quelle aree obbligatoriamente non dovevano essere richieste ai SUAPE, ma dovevano essere richieste ad un commissario governativo che aveva giurisdizione su tutte le ZES del territorio regionale. Il governo che cosa ha fatto? Dal 1 gennaio di quest'anno ha esteso il regime delle ZES all'intero territorio di 8 regioni del meridione d'Italia, compresa la Sardegna. Quindi oggi qualunque intervento, cioè qualunque zona nell'ambito della regione Sardegna è zona economica speciale. E contemporaneamente ha unificato i commissari, che prima erano appunto uno per regione, in un'unica struttura di missione che ha sede a Roma e che gestisce quindi le autorizzazioni su tutte queste 8 regioni d'Italia. Inizialmente sembrava che dovesse essere un obbligo, cioè che effettivamente questa, che come accadeva per le ZES fino al 31 dicembre del 2023, tutte le autorizzazioni, anziché essere chieste ai SUAPE, dovessero essere chieste a questa struttura di missione. Ovviamente in fase di conversione in legge di questo decreto, le regioni, tra cui ovviamente la Sardegna, l'ANCI e altri soggetti, hanno fatto notare che era una cosa difficilmente sostenibile, si rischiava di creare un collo di bottiglia micidiale dove un'unica struttura doveva autorizzare tutto quanto quello che accadeva nel meridione d'Italia. È chiaro che questo, più che un'agevolazione, sembrava essere veramente una cosa che rallentava. Quindi già in fase di conversione in legge avevano modificato in parte la previsione normativa, circoscrivendo questa autorizzazione unica ai soli progetti strategici individuati da un piano strategico, che a tutt'oggi non è stato ancora definitivamente approvato. È stato condiviso sul tavolo tecnico, sia sul tavolo tecnico che sulla cabina di regia politica, ma non è stato ancora formalmente approvato con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Quello che è importante però, e che è la cosa più importante che mi interessa dirvi, perché poi non vi voglio annoiare con un discorso anche abbastanza complesso, è che nella bozza di piano strategico, che è quella che state vedendo, al secondo paragrafo trovate scritto che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce una semplificazione amministrativa la cui attivazione è rimessa all'iniziativa dell'operatore economico. Quindi sostanzialmente è una libera facoltà scegliere di rivolgersi al SUAPE piuttosto che chiedere l'autorizzazione alla struttura di missione, che svolge sostanzialmente un ruolo analogo a quello del SUAPE, indice una conferenza di servizi, la gestisce e rilascia un'autorizzazione unica che vale per tutti i profili connessi a quel determinato intervento. Ovviamente questo può essere più o meno conveniente a seconda del livello, come dire, di efficienza anche del SUAPE, che ha una competenza sull'ambito territoriale. Dove il SUAPE è più efficiente probabilmente converrà rivolgersi al SUAPE, dove ci fossimo casi di SUAPE che magari hanno una coda di arretrato particolarmente lunga, potrebbe risultare conveniente rivolgersi alla struttura di missione, ma quello che è importante dirvi è che la struttura di missione, quindi in ambito ZES, gestisce i procedimenti in maniera analoga a quella che fa il SUAPE su un sistema informatico diverso, che è un sistema informatico statale messo a disposizione da Infocamere, che funziona ovviamente in una maniera un po' diversa dal sistema SUAPE, su cui noi non abbiamo un diretto controllo. Ne ha fatto uno sul sistema lì. Ha ovviamente delle logiche di funzionamento un po' diverse, che all'inizio potrebbero magari disorientare chi fosse abituato a operare sul SUAPE. Poi, per carità, lungi da me fare, come dire, delle giudizi o confronti, perché non è questo lo scopo. Quello che ovviamente noi possiamo dirvi è che non possiamo darvi assistenza per l'utilizzo di quel sistema informatico, perché non lo governiamo, non lo abbiamo creato noi. Dove è possibile cerchiamo di favorire un dialogo e proviamo anche a sentirli, perché sono capitati dei casi limite, e questi magari vi chiederemmo di evitarli, di pratiche presentate contemporaneamente al SUAPE e alla struttura di missione ZES, della serie vediamo chi fa più in fretta. Ovviamente questi non hanno risparmiato tempo, perché poi i soggetti che sono coinvolti sono gli stessi, che si vedono, come dire, chiamati in causa contemporaneamente su due fronti per la stessa cosa. Questo crea un po' di corticircuiti, per cui si perde più tempo di quanto non si speri di risparmiarne, no? Quindi cerchiamo di fare una scelta e poi di portarla avanti, ovviamente. Due parole su questo argomento, non so quanto vi possa interessare direttamente, ma è sempre utile saperlo. Nel corso dell'ultimo anno la Giunta regionale ha approvato diverse delibere con le nuove direttive per il funzionamento delle strutture ricettive, sia alberghiere, sia all'aria aperta, sia di tipo extraalberghiero. Quindi ha cambiato completamente i requisiti, le modalità di esercizio e i criteri per l'attribuzione del numero di stelle, per la classificazione delle strutture. Per questo tutte le strutture... No, gli agriturismi non sono strutture ricettive, sono normate da un'altra legge. Rientrano gli alberghi residenziali, i campeggi villaggi e tutte le strutture extraalberghiere come affittacamere, domo, bed and breakfast, ostelli per la gioventù, eccetera, eccetera. Le locande sono delle sottotipologie delle domo, cioè affittacamere, quindi sì, rientrano. Sono tutti soggetti tenuti a riclassificarsi. Le strutture alberghiere entro il 7 febbraio, le strutture all'aria aperta entro il 30 novembre, le strutture extraalberghiere entro il 31 gennaio prossimo. Tra l'altro, con la nuova disciplina delle strutture extraalberghiere è stata introdotta in aggiunta la possibilità di gestire un bed and breakfast in forma imprenditoriale, perché prima i bed and breakfast erano solo non imprenditoriali. Ed inoltre, sempre su questo argomento, il legislatore statale col decreto legge 145 del 2023 ha introdotto una nuova disciplina delle locazioni brevi turistiche esercitate in forma imprenditoriale, quindi chi mettesse a disposizione per la locazione a scopo turistico delle unità abitative, e in particolare sono sempre imprenditoriali tutti quelli che hanno più di 4 appartamenti a disposizione, che dal 2 novembre, quindi dall'altro giorno, sono tenuti alla presentazione di una pratica apposita al SUAPE, per cui è stata
predisposta e pubblicata la modulistica, quindi il sistema oggi dà la possibilità, e comunque tutti quanti entro il prossimo 1° gennaio tutte le strutture ricettive e le attività di locazione sono tenuti a ottenere il cosiddetto CIN, che è un codice identificativo numerico nazionale che serve per poter esercitare l'attività e pubblicizzarla sui portali a ciò dedicati. A proposito di CIN, sì. mi è capitato per diversi clienti di creare il CIN, ma l'ho fatto non tramite il portale SUA, direttamente tramite il portale del Ministero, che è quello che... Sì. Il portale del Ministero di cui c'è il link, perché è una cosa gestita dal Ministero. Allora, c'è stato un passaggio di informazioni tra la banca dati, ovviamente, dell'assessorato regionale del turismo, che a sua volta è alimentata dalle pratiche SUAPE, e la banca dati del Ministero. Quindi normalmente quando uno va a richiedere il CIN dovrebbe già trovare la struttura. queste erano strutture già dotate di IUN. Appunto, e quindi lo dovrebbe... Sì, ma è così che si deve fare. Quindi non dovevo passare per il SUAP. Il SUAP è stata già presentata, se la struttura è esistente la pratica al SUAP è stata già presentata precedentemente. Non deve presentare una nuova pratica al SUAP per il CIN, va presentata per la riclassificazione, sono due cose diverse, ok? Che, come dire, si sono accavallate a livello temporale, ma sono due disposizioni normative diverse, ok? Comunque tutti lo devono fare entro il 1° gennaio. Ancora, giusto proprio velocissimamente en passant, dal prossimo 1° gennaio saranno introdotte delle disposizioni di semplificazione sulle riconoscimenti in materia igienico-sanitaria. Parliamo di stabilimenti che operano su alimenti di origine animale tipo macelli, caseifici, cose del genere, che devono avere quello che viene comunemente chiamato bollino CE per poter esercitare. Fino ad oggi c'era una doppia competenza della ASL per le verifiche dell'assessorato regionale della sanità sull'approvazione e quindi la concessione del riconoscimento e la concessione del numero. Dal 1° gennaio sarà tutto in capo alle ASL, quindi il procedimento sarà più semplice. Non è utile, diciamo, entrare più di tanto nel merito della questione, ma questo è quanto è sufficiente. E ancora, sempre a livello informativo, con il decreto legge 19 del 2 marzo 2024 il governo ha approvato una mappatura di attività artigiane libere, cioè attività artigiane che non necessitano della presentazione di alcuna pratica al SUAP. Anche questo non è una cosa nuova, nel senso che sono libere tutte le attività per cui non c'è una norma che impone la necessità di un adempimento amministrativo. Semplicemente il governo le ha mappate e le ha riportate in un elenco. Erano già libere prima e continuano a esserlo, ma c'è un elenco di riferimento. No, questo non è una cosa che vi interessa, nel senso che riguarda gli operatori. Per quanto ci riguarda avremmo terminato l'esposizione. Rimaniamo a disposizione per domande. Solo una curiosità, anche se sicuramente è fuori contesto. Vediamo. È una cosa che non riguarda direttamente voi. Aggiornamento modulistica relativa al famoso salvacasa, del quale la regione non ha ancora recepito la normativa. Sapete a che punto siamo? Vabbè, anche perché è una delle poche regioni che non ha ancora recepito. Guardi, ho mandato una mail proprio prima dell'inizio perché me l'aspettavo. Ma non la prima, ne abbiamo mandato altre. No, certo. Prima che venisse convertito in legge abbiamo chiesto. La risposta che mi è stata data è terminiamo, in questo momento siamo impegnati con le aree idonee. Terminate le eoliche, questo è quello Quindi che... la 2385 legislazione primaria in materia urbanistica, molte cose non venivano, non si applicavano da noi, però sarebbe necessaria una delibera di giunta che faccia chiarezza sulla perché corretta deve essere applicazione. recepita la normativa nazionale nella normativa regionale, altrimenti